Centri estivi, c'è chi è già pronto e riparte. A Carmignano di Brenta, nel Padovano, 170 tra bambini e ragazzi nella fascia 3-17 potranno andare ai centri estivi già dal 3 giugno, a partire da un fondo messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Noi non abbiamo voluto e non vogliamo essere assolutamente primi della classe per forza. Abbiamo notato e abbiamo avviato tutta l'azione di studio di analisi, pur in assenza, diciamo, di protocolli già circa un mese e mezzo fa, in modo da metterci nelle condizioni di essere prontissimi a rispondere a un'esigenza importante, che era quella non solo, come tanti pensano, un parcheggio per i bambini eccetera, ma per creare veramente un percorso e un progetto che mettesse nelle condizioni anche di tra virgolette recuperare parte di quello che non sono riuscite a fare le insegnanti, che hanno dovuto anche rimodulare il proprio lavoro e vanno super ringraziate, perché un conto è fare lezione frontale, un conto è mettersi lì e fare didattica online, quando magari non hai nemmeno ovviamente tutta una serie, ti mancano tutti quegli elementi necessari che in classe ovviamente è diverso. Quindi abbiamo cercato di coniugare tutti questi aspetti e quindi abbiamo lavorato prima. Oggi, con l'arrivo delle linee guida regionali, è chiaro che li abbiamo ritarate e siamo pronti. Un servizio indispensabile che sostiene i genitori e i lavoratori e permette a bambini e ragazzi di riprendere la socialità bruscamente interrotta a causa del Covid. I centri estivi Castoro Summer saranno attivi fino al 28 agosto dalle 7:30 alle 17:30 con un eventuale servizio mensa, e vengono offerti laboratori di botanica, arte, scienza, lingua straniera, musica e aiuto compiti. La sede è la scuola dell'infanzia del polo scolastico del paese. Ci sono varie possibilità. Abbiamo messo a disposizione appunto un fondo di quasi 30.000 euro appunto per tenere la retta del centro estivo settimanale bassa e paradossalmente come di fatto non fosse accaduto nulla, perché organizzare un centro estivo ai tempi del Covid è chiaro che i costi sono aumentati. Per quale motivo principale? Il costo del personale. Se io prima avevo tot educatori su tot bambini, oggi sulla fascia dell'infanzia ho un educatore 5 bambini, sui ragazzi ho un educatore 7 bambini, quindi lei deve pensare la quantità di personale in più e i costi aggiuntivi, non solo per quello, ma per il tema del distanziamento, per potenziare i controlli, per tutta una serie di attività. Anche la stessa attività, diciamo, che magari la famiglia sceglie con il pranzo è diversa dall'attività con il pranzo che veniva fatta prima del Covid, quindi quel pranzo costa di più perché è monoporzionato, tutta una serie di confezionamenti particolari eccetera, non è più come quello di prima, chiaramente.